Cari colleghi consiglieri, signor Assessore, signor Sindaco, il punto all'ordine del giorno odierno prevede l'istituzione di 3 consulte, anziani, donne e commercianti. Tuttavia, prima di procedere con tale deliberazione, ritengo doveroso sottoporre alla vostra attenzione una questione di carattere procedurale e sostanziale di fondamentale importanza. Dalle ricerche effettuate è emerso che il nostro Comune non è attualmente dotato di un regolamento delle consulte cittadine. Pertanto, istituire delle consulte in assenza di una disciplina regolamentare specifica significherebbe creare organismi privi di un quadro normativo di riferimento per il loro funzionamento, composizione e competenze. Per ovviare a tale lacuna normativa ho predisposto una bozza di regolamento comunale sulle consulte cittadine che prevede, anziché le 3 consulte inizialmente ipotizzate, l'istituzione di 5 consulte tematiche più organiche e complete. La prima la consulta sociosanitaria e welfare, la seconda la consulta sviluppo economico e lavoro, la terza consulta territorio e ambiente, la quarta consulta cultura, istruzione e sport e infine la consulta giovanile pensata proprio come autonomia. Questa articolazione consente di superare la frammentazione per categorie specifiche, abbracciando invece una visione complessiva e integrata delle politiche pubbliche locali in grado di rappresentare più efficacemente tutte le componenti della nostra comunità. Signor Presidente, alla luce di quanto esposto, propongo di rinviare la votazione sull'istituzione delle consulte e chiedo di poter consegnare formalmente questa bozza di regolamento al segretario comunale affinché possa trasmetterla agli uffici competenti per la necessaria istruttoria tecnica amministrativa. Solo dopo l'approvazione di un apposito regolamento potremmo procedere all'istituzione delle consulte con una solida base giuridica e organizzativa, garantendo così la loro piena operatività ed efficacia. Questo approccio metodologico cosa ci consente? Ci consente di dotare la nostra comunità, quindi la nostra comunità narese, di strumenti di partecipazione democratica, moderna, funzionale e pienamente rispondente alle esigenze del nostro territorio. La ringrazio, signor Presidente, di avermi dato la parola.